Entriamo nel vivo della serata e partiamo con l'anima e con il cuore. Io cederei la parola a Edoardo Savarese, che è appunto l'autore di Lettera di un omosessuale alla Chiesa di Roma, e che ci racconterà di questo libro. Ci racconterà di una domanda a cui non so se è arrivata risposta. Nel suo libro lui scrive: affido allo spirito la mia intenzione che questa lettera non nasca e resti morta, ma parta, arrivi e ritorni viva. Sarà tornata viva? Chi lo sa, ce lo dice lui. Bene, buonasera a tutti e grazie di questo invito. Io vorrei iniziare questo intervento che non riguarderà tanto specificamente la legge di cui vi parleranno più gli altri relatori, della quale io sono contento, ma dirò qualcosina alla fine, leggendo un tratto, qualche rigo di una lettera che mi è giunta. La lettera, insomma, benché siamo nell'era della velocizzazione estrema della comunicazione, conserva il suo fascino, certo è un'email, ma è una lettera, di un ragazzo di 22 anni della provincia di Varese che scrive: ho scelto di vivere pienamente la mia omosessualità e anche se per ora non ho un compagno, ho detto fin dall'inizio che sarei stato aperto a una relazione con un altro uomo. Quindi questo mi porta ad essere in peccato perenne, come ci hanno anche ricordato all'ingresso. La lontananza dai sacramenti mi ha molto ferito e rattristato. Da giovane impegnato in parrocchia nell'educazione dei ragazzi, nel coro e nella liturgia, mi sono ritrovato ad essere un po' un intruso ad una festa, alla quale non posso più prender parte. Questo mi fa molto soffrire. Quanta nostalgia di Dio. Allora, questo brano che vi ho letto è la ragione per cui io ho scritto questa lettera di un omosessuale alla Chiesa di Roma. L'omosessuale ovviamente è chi vi parla, la Chiesa di Roma la conosciamo più o meno tutti. Perché indirizzare nel 2015, quando è uscito il libro, una lettera alla Chiesa di Roma, illudendosi che la posizione della Chiesa cambi, cercando di mettere insieme la dimensione laica dei diritti e la dimensione religiosa? Io ho avuto risposte molto scettiche su questo, cioè da chi ha una visione laica dei diritti si dice: ma a te cosa interessa della legittimazione della Chiesa? Sono due sfere distinte e separate. Da parte dei cattolici si dice: ma perché a tutti i costi vuoi che il matrimonio non solo sia un istituto civile aperto anche alle persone dello stesso sesso, ma addirittura un sacramento, come io auspico in questo libro che sia? E io credo che poi il dibattito che abbiamo visto in questi mesi, spesso anche così doloroso per le persone omosessuali, abbia dato la misura che in questo paese, ci piaccia o non ci piaccia, il confronto con questa istituzione è fondamentale. Ed è fondamentale sotto due aspetti. Il primo è un discorso storico, istituzionale e politico. Non è possibile che in argomenti di etica pubblica, può essere questo, ma capirete che questo vale anche per il testamento biologico, per l'eutanasia, ci sia una impossibilità di fatto di legiferare nel Parlamento. Questo è intollerabile, sia che noi siamo cattolici, sia che siamo non credenti. E da cattolici non dobbiamo più consentire che la nostra Chiesa si arroghi questa ingerenza. Ma questo è l'aspetto che mi interessa di meno. L'aspetto che mi interessa è quello che emerge da questo ragazzo, che ci scrive, non solo a me, che ha nostalgia di Dio. Cioè la dimensione umana del postmoderno è talmente ricca e complessa e faticosa, l'identità di ciascuno di noi è un percorso così complesso, ricco e faticoso, che distinguere gli ambiti e dire laico, religioso, diritto, non diritto, natura contro natura, non mi interessa se sia contro natura, tutto questo è riduttivo. Io auspicherei
che nella comunità ci sia una grande libertà e serenità di dialogo e di interrelazione. Io ricordo di essermi allontanato dalla Chiesa perché detestavo la vita parrocchiale, i vari schitarramenti dell'Azione Cattolica, i gruppi che gioivano per principio, no? Questa strana idea, un po' dei gruppi parrocchiali, ero molto insofferente a tutto questo, quindi ho avuto la benedizione provvidenziale di stare molto alla larga da tutto questo, fino ai 21-22 anni. Quando ho letto Dostoevskij ho detto, ecco, questo è un uomo di fede che mi convince, voglio tornare a leggere i Vangeli. Poi dopo, forse, tornerò anche in chiesa, e ci sono tornato. E la mia esperienza di uomini e donne di fede è stata molto bella. Non ho avuto ostracismi, non ho avuto condanne, non ho avuto allontanamenti. Anzi, il mio padre spirituale, che è un professore di teologia dogmatica, padre Paolo Gamberini di Ravenna, quando io un po' come questo ragazzo ero angosciato da questa impossibilità di comporre la mia gioia di essere come ero e la dimensione religiosa, la dimensione del mistero della creazione, dell'altro, che va oltre tutto quello che siamo noi ora qui, che va oltre le leggi, che va oltre la vita, che ci interroga sul senso della vita di ciascuno di noi, lui dice fondamentalmente è vero che la morale oggettiva cattolica dice che tu sei affetto da un disordine morale, perché questa è la definizione della morale cattolica. Tutte le forme di sessualità che non sono la sessualità nel matrimonio, d'altra parte, sono un disordine morale. Però poi lui dice, guarda, ti voglio dire una cosa, tu devi sempre interpellare la tua coscienza. Se tu in coscienza sei felice, cioè esprimi te stesso, non commetterai peccato. Se invece, pur di conformarti a una norma, reprimi te stesso, commetterai un peccato mortale. Perché il vero peccato, e questo ce lo insegna San Tommaso d'Aquino, ecco, non un teologo progressista del XX secolo, è il peccato contro coscienza. La grande domanda è: la coscienza cos'è? Chi la guida? Come la si guida? Ci sono dei concreti indici per stabilire se noi abbiamo una pienezza di vita, ed è data dalla pienezza delle relazioni che abbiamo intorno a noi. Se noi diventiamo un punto di riferimento e di appoggio per gli altri, se noi facciamo una famiglia col compagno, con la compagna, eccetera, sostanzialmente la coscienza comincia a dirci: possibile che sia tutto così sbagliato? No, la ragione, il cuore, la coscienza, tutto quello che noi siamo ci dice di no. Allora continuare ad ascoltare in questi mesi le condanne di certa gerarchia ecclesiastica mi ha convinto che questa lettera fosse importante. Questo padre spirituale, ad un convegno in cui c'era la comunità transessuale di Napoli, che è una comunità molto ampia e molto religiosa, si trovò a fronteggiare ovviamente una platea abbastanza nemica, e questa rappresentante delle transessuali, Daniela Lourdes Falanga, prende la parola e dice: senta padre, ma abbiamo parlato solo di omosessuali stasera, ma per i trans che si dice? E lui dice: ma per la Chiesa voi non esistete, però il cuore di Dio è più grande della Chiesa, nel cuore di Dio ci sono tutti, e poi in fondo Dio è trans, perché non è né principio maschile né principio femminile, e continuamente passa da uno stato all'altro. Allora io ho avuto la fortuna di trovare un uomo del genere, che sta anche pagando queste sue posizioni, perché naturalmente è stato spedito a San Francisco, dove è felicissimo, come immaginerete, rispetto a Napoli, però è stata un'esperienza bella, molti non hanno questa esperienza. Io nel libro e mi avvio così alla conclusione, mi soffermo molto su questa categoria della natura, perché vedete, io nel libro non prendo assolutamente in considerazione come dire, il discorso sui diritti, cioè il diritto è dovuto, è una pretesa di libertà, come pure poi io credo che sia,
La Corte Suprema americana ha un passaggio bellissimo nella sentenza in cui riconosce il matrimonio egualitario, una sentenza del giugno 2015, dicendo che normalmente i diritti affondano le proprie radici nella storia e nella tradizione. Nella storia e nella tradizione. A volte non è così. A volte è necessario violentare un po' la storia e la tradizione e dar voce a una pretesa di libertà. Io mi sono chiesto, ma davvero è una violenza contro la storia e la tradizione e contro la natura? Perché non mi piace fondamentalmente questa idea. E io credo che ci sia la possibilità per noi di dar vita a un'antropologia diversa. Questa è la vera sfida. A un'antropologia che è stata costruita anche e soprattutto per il pensiero cristiano intorno all'uomo intendo al maschio. E questa è una possibilità, è una sfida bella se noi la prendiamo come un'opportunità, è una sfida bella. Quindi io do la mia idea di natura nel libro. Io sono molto contento che Alfano abbia parlato di una possibile rivoluzione contro la natura, perché io non trovo che sia una categoria antica. Certo, lui non la declina in modo che io condivido, ma è una categoria interessante che serpeggia nell'anima di ciascuno di noi, nella mente, se voi non credete nell'anima, ovviamente, insomma, qualcosa c'è oltre questa carcassa che ci portiamo dietro. La domanda fondamentale è: ma quanto mi turba davvero l'omosessualità? E questa è una domanda che ciascun italiano deve profondamente farsi per avviare il dibattito che dopo questo primo passaggio secondo me va fatto, che è quello della famiglia, della filiazione, ed è un dibattito che gli italiani meritano di fare in serenità e con profondità, senza le ingerenze o le incapacità delle istituzioni, laiche o religiose che si siano. Siccome io sono cattolico, naturalmente sono un cattolico come dire, incredibile per gli invocanti il sesto comandamento, insomma sono la personificazione della perpetua violazione del sesto comandamento, ma io sono cattolico e quindi siccome noi crediamo in un Dio che ha fallito la sua vita, sul momento è un fallimento la vita di Gesù, credo che quello che ci sembra un apparente fallimento rispetto alla stepchild, un passo indietro, un compromesso, un affaticamento, una delusione, sia invece un seme per fare cose ancora migliori. Io di questo sono convinto, cioè lo scacco del momento, se noi lo usiamo e lo facciamo fertilizzare, fecondare, ci darà delle possibilità ricche di comprensione della realtà. Nella messa, e concludo, soprattutto quella celebrata dai Gesuiti, e quindi anche da questo Papa, che è gesuita, si dice: Dio aiutaci a leggere i segni dei tempi. E l'Italia ha cominciato a leggere i segni dei tempi, che non significa inseguire per moda i diritti, ma intendere la vita reale delle persone, la carne, il sangue, la mente, delle esperienze di vita di questo ragazzo che mi ha scritto, la mia, quella di Marco Gattuso e di tanti altri, indipendentemente dall'essere omosessuali o meno. Grazie. Allora, le parole di Edoardo ci hanno toccato proprio il cuore. Mi rimane la domanda aperta, se è rimasta una lettera aperta, se qualcuno ha risposto, ma casomai me lo dici dopo cosa è successo.